L'ultima intervista concessaci da mister Stefano Udassi ci aveva visto protagonisti un po' in negativo, causa nebbia, in quel del fondo della Sardegna, però concludere una stagione davvero importantissima. Si riparte e sei stato un buon profeta, qualche settimana, infatti siamo qua, con lo spirito rinnovato però con quell'entusiasmo che contraddistingue le tue formazioni e questa società. Stefano. Sì, la verità non vedevamo l'ora di iniziare. Chi fa sport, chi fa calcio come noi in questo caso sì, ci mancherebbe, ci riposa, si sta con la famiglia un po' di più, però dopo un pochino c'è voglia di ricominciare. Insieme a questi ragazzi sono contentissimo del lavoro fatto dalla società per quanto riguarda l'allestimento della squadra. Abbiamo ottenuto lo zoccolo d'oro della scorsa stagione, era quello il nostro intendimento, e abbiamo messo dentro un paio di pedine sia di esperienza, di grande qualità e qualche giovane interessante sulla quale vogliamo scommettere. Questo è il leitmotiv che accompagna naturalmente la creazione delle tue formazioni e soprattutto continuare quello che è stato il cammino davvero importante, no? Molti è sembrata quasi una sorpresa, ma noi continuiamo a ribadire che il lavoro paga sempre. Stefano. Sì, questo è il nostro obiettivo, lavorare e cercare di migliorarci ogni giorno. Insieme alla società, insieme allo staff, ai ragazzi, niente mai per caso. Sì, sicuramente magari qualcuno ha potuto pensare che fosse una sorpresa, ma questo non è. Detto questo, quello che è stato il passato lo mettiamo nel cassetto, ci prendiamo le cose sicuramente molto buone che abbiamo fatto l'anno scorso, altre che abbiamo fatto meno bene, e da lì vogliamo ripartire. L'esperienza ci serve per migliorarci e, ripeto, entusiasmo, lavoro, rispetto, educazione, questo è il nostro credo, non ci sono ricette speciali. Buon vento, mister. Grazie mille, grazie.